Amici bellini, Maru Carmana, clima da guerriglia urbana comunicativa, putiferio, molotov verbali che volano. Questa è la conferenza più importante dell'anno, la conferenza forse più devastante di Spalletti, quindi andiamo a commentarla. Aiuto, cominciamo. Allora, con calma. Benzina sul fuoco, no, cerchiamo di analizzare con calma quello che è successo. Ho aspettato perché poi la conferenza... Mecchi, benvenuti tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale perché tra le varie cose che facciamo qui, Valerio Fluido da New York, sempre in collegamento, e mi sveglio presto per commentarvi le notizie italiane. Qui facciamo un po' di analisi del calcio, cerchiamo di fare analisi meno banali possibili e commentiamo le parole per cercare di sviscerare e trovare all'interno della semantica, i comportamenti delle parole, eccetera eccetera. Lasciate un like per la furia di Spalletti, che non è una furia secondo me identificata specificatamente contro il giornalista che si rizzela, giornalista che si sente attaccato, che si sente defraudato del proprio compito e della propria professionalità. È allargabile il sentimento di Spalletti che subdora, che sente questo clima di contestazione e che magari lo trova anche sorpreso. Cerchiamo per ordine di analizzare tutto quello che è stato detto. È difficile, ho aspettato un pochino perché c'è un finale della conferenza che dai canali ufficiali non sentiamo, perché adesso stanno sfogando tra di loro. Come si permette Spalletti? Stai zitto, non ti permettere! Mamma mia! Proprio stai sottolineando proprio, cioè, per questo che dice Spalletti è proprio... Si dipinge dalla reazione poi delle radio e delle altre cose che devono difendere loro stessi, così. Quindi la domanda finale di Delia Paciello non lo so se la sentirete. Io sono molto curioso di vedere gli sguardi di Spalletti e di vederla alla conferenza, perché una cosa è sentirla per radio, una cosa è vedere le reazioni, vedere come si comportano gli addetti stampa, eccetera eccetera. Spero che il Napoli la posterà al più presto possibile, nel breve, e cominciamo ad analizzare le domande. Ovviamente si comincia dalla Panda, se te la restituiscono ne avrebbe due, però col sorriso, eccetera eccetera. La risposta di Spalletti è: devi vedere poi come me la riconsegnano, no? Il cavallo di ritorno è sempre questo, voglio il Pinocchietto dietro. E quindi voi ricorderete il film di Totò contro i 4, che comincia proprio con lui che riceve il furto, subisce il furto della macchina da ispettore, da proprio agente di polizia. E insomma lui dice: però me la devono, ci stanno dentro i CD di Pino Daniele, quindi non fa altro Spalletti che rigirare la cosa, un po' ci prende in giro, e fa bene perché se si comincia la conferenza già con questa domanda qua, e lui sapeva e si è preparato la risposta, i CD di Pino Daniele, eccetera eccetera, quasi a sottolineare quanto lui Partenope ce l'abbia dentro. Ragazzi, voi dovete leggerle bene le risposte, non sono risposte a caso, sono risposte che mandano segnali e mandano risposte a quelle che sono le narrative che sono state raccontate. Sente un'aria diversa Spalletti? Sì, può darsi. L'aria di contestazione, ragazzi, non ci possiamo nascondere, non è un'aria di una squadra che è ritornata in Champions in pompa magna prima del tempo e che siamo contenti della Champions, no, assolutamente no. Però Spalletti ci tiene a sottolineare: può darsi che l'aria sia diversa. Prima, quando sono arrivato, c'era un'aria di indifferenza
sofferenza e adesso contestano. Vuol dire che evidentemente si è arrivati a un punto dove si poteva aspirare a qualcosa di più, e quindi se c'è contestazione c'è di nuovo un'attenzione nei confronti della squadra, questo è vero. E poi comincia a sottolineare le griglie di inizio anno, dove dice tutti voi, tutti avete dato il Napoli settimo perché c'era Mourinho, la Roma, la Lazio, Sarri, eccetera eccetera, Napoli settimo. Su questo tutti, Spalletti, non ci siamo, perché il tutti è una generalizzazione che non si può fare né per la stampa, né per i tifosi, né per l'ambiente tutto Napoli, perché tutti la pensiamo in maniera diversa, tutti, e sulle griglie tu poi vieni qua, lascia il like e ascolta bene dove avevo messo il Napoli, così con legittimi dubbi eccetera eccetera, ma non è detto che le griglie siano tutte così, quindi molto piccato Spalletti. La casa a Napoli gli chiedono, e quindi si insiste su questa cosa qua. Io se abito in hotel vuol dire che è una scelta è una scelta per il lavoro, più sto in hotel e più penso solamente al lavoro. Altra risposta tra virgolette geniale di Spalletti è quella: mi prenderò un camper, così invece di stare in hotel mi faccio un giro per i vari quartieri, sempre, capito? Questo è proprio Partenope, così mi faccio tutte le feste patronali. E poi parla di Tullio Pironti, editore, pugile, eccetera eccetera. Non ci interessa. Si divaga. Lo striscione di nuovo, e Spalletti dice sì, lo striscione 1 o 2 persone possono averla messa, eccetera eccetera, però voi non sapete che quando io mi sveglio e vengo a lavorare trovo un foglio A4 dove invece è un foglio A4 benevolo, quindi che si mette a paragone con la contestazione. C'è una parte di tifosi che invece apprezza il suo lavoro e ha la stessa valenza per lui. Non può essere la stessa valenza un foglio A4. Giustamente lo striscione fa più rumore, lo striscione è grande, lo striscione viene visto da tutti. Il foglio A4 personale messo sulla macchina, che poi sarà la Panda, non lo sappiamo, e non fa notizia, ed è così, e lo può mettere chiunque. Io questa l'ho sottolineata, questa cosa, lo può mettere chiunque. Chi l'ha messo? Perché poi ieri le curve hanno in qualche modo risposto a quello striscione che era specificatamente anti-Spalletti, basta che te ne vai, mentre le curve ieri hanno risottolineato che c'è una contestazione nei confronti della società sempre presente, sempre pesante, che va al di là dei risultati. Pensi solo al tuo portafoglio, eccetera eccetera, il trionfo non ti interessa. Comprensibile il rammarico, insiste stavolta Spalletti e ritorna, perché prima diceva nessun rimpianto, comprensibile il rammarico, e questo è un passaggio diverso dove si riconcilia un pochino con quello che è il sentimento popolare e sta pensando al futuro. Sì, sto organizzando anche il futuro. C'è Giuntoli qua che è sempre al lavoro, e qua ci sottolinea 3 punti, che sono solo 3 dei punti che Guido Gentile nelle nostre live di cui ci ha parlato per tutto il tempo. Per vincere non basta, capito, aver fatto una serie di scelte sul campo, eccetera eccetera, servono vari punti. E tra i vari punti Spalletti ce ne sottolinea 3: servono i calciatori forti. È un leitmotiv che ritorna, perché se non hai calciatori forti, quindi società che sul mercato deve intervenire, servono anche i tifosi, quindi una tifoseria che contesta non ti può portare a vincere, e serve anche l'informazione. Questo è un punto che Guido Gentile ci ha sottolineato più volte. Serve una stampa amica, serve almeno un giornale che ti difende, serve qualcuno nei media che quando succede anche un rigore difendono la posizione del Napoli. Questo De Laurentiis, la società Calcio Napoli, non è mai riuscito a farlo, a avere qualcuno che faccia muro, che compatti difendano il punto della società, il che non significa non criticare, non commentare le sconfitte, ma serve una stampa che ti aiuta, e Spalletti lo dice, non si sente difeso da questa stampa, e dice una stampa che in campagna non si buttano i veleni, si deve fare il veleno, vedete, ci sono veleni, c'è veleno nell'ambiente, è un clima ragazzi tremendo assolutamente. Stadio pieno, cosa si aspetta? Qua Spalletti vuole provare a parlare della partita, ma veramente ci riesce poco. Partita da vincere per il podio, gli interessa il podio, il terzo posto, per la credibilità, anche per Insigne. Se
poi gli chiedono se il terzo anno, se l'opzione fosse a suo favore invece che a favore della società, firmerebbe. Spalletti ferma tutto, dice ma è troppo in là, non parliamo assolutamente del terzo anno, ho un contratto per il secondo anno, basta. Poi le cose cambiano tutti i giorni ne esce una nuova. Ragazzi, Spalletti non vedo l'ora di andarsene, per quanto mi riguarda. Spalletti, se avesse il camper adesso, si metterebbe nel camper e andrebbe verso altri lidi, perché qui non si può stare, non si può lavorare, non c'è dubbio su questo. Le novità tutti i giorni, si vuol distruggere quanto fatto. Capite cosa significa poi quando noi analizzavamo le parole di Gattuso l'anno scorso, quando noi analizziamo prima di Gattuso un momento tremendo della società con Ancelotti dove si arriva al mutinamento, e prima di Ancelotti ancora, poi con Sarri eccetera eccetera, e Sarri pure se n'è scappato che non vedeva l'ora di andarsene eccetera eccetera. È difficile, ragazzi, puntare alla vittoria in queste condizioni non è difficile, è impossibile. Andiamo avanti, provare qualcosa di diverso, tipo esperimenti in queste ultime 2 partite, già per pensare magari all'anno prossimo. No, assolutamente no, nessun esperimento. E il Genoa, lui cerca di parlare del Genoa, ma nessuno lo segue in questo. Il Genoa ha fatto dei passi in avanti, il pressing a tutto campo di Blessing, lo sappiamo. Insomma, è una partita che è tosta, non credete che il Napoli passeggerà col Genoa, perché il Genoa saranno come i pazzi, ci aggrediranno, andranno a sbattere eccetera eccetera. Partita che può rischiare di essere una brutta partita perché non ti fanno giocare bene sicuramente. Vediamo poi il risultato quale sarà. E poi si ritorna, Canale 21 ritorna agli striscioni di nuovo e dice striscioni anche contro la società. È un momento difficile perché Spalletti prima risponde ma ne abbiamo già parlato, e poi parte un'invettiva pesante contro la categoria dei giornalisti. Dite voi il perché, ditemelo voi che state qua da più tempo e succede tutte le volte in effetti. E qua si insiste su una cosa dove dice perché voi dite che avevamo deposto le armi prima del Torino, chiede ai giornalisti che intervengono, cercano di difendersi eccetera eccetera, le griglie, voi avete fatto le griglie, ma vi piace più la griglia o il passaggio a livello? Qui Spalletti va a ruota libera e nemmeno lo capisco. C'è stato questo attacco che cercava di gestire, a sparare nel mucchio, ma nel mucchio non riesci a sparare. Se tu riesci a individuare qualcuno in particolare che ha scritto delle cose che non ti sono piaciute, vai diretto, Luciano, perché altrimenti se spari nel mucchio, nella confusione, vincono loro, perché loro poi hanno la comunicazione in mano. Quindi devi stare attento su questo. E poi altri dettagliucci, arriva lo striscione, parte una telefonata anonima, si chiama Sky e parte il titolo, perché lui sottolinea, Spalletti, questo fatto che di tutto quello che ha detto De Laurentiis, che lui ha detto che era una brava persona, che era un grande allenatore, i giornalisti hanno voluto sottolineare solo che lui ha poca partenope dentro, il titolo è quello, e quindi va su tutte le furie Spalletti per questa cosa qua, ma è normale. E dopo Giordano gli deve ricordare che questa fa parte della cronaca, non possiamo fare finta che non ci sia un clima del genere e non possiamo fare finta che ADL non abbia detto quelle cose. Noi dobbiamo analizzarle per capire che se nel futuro abbiamo un progetto con questo allenatore, se possiamo mai creare un progetto con qualsiasi allenatore, perché se ogni volta che si comincia bene si dice è il più grande allenatore che abbia mai avuto e poi si va nell'opacità e si creano dei dubbi nell'ambiente che partono da De Laurentiis, bisogna dirlo, il giornalista ha il diritto di dirlo, non c'è dubbio su questo. Poi Spalletti dice in Inghilterra non si tifa contro, questo è quello che vi dicevo, che Spalletti se ne vuole andare in America, ma se non è in America da qualche altra parte, perché si è stufato di questo clima. E addirittura poi paragona la partita con l'Empoli a quella di Champions del Real Madrid, anche il Real Madrid ha recuperato eccetera eccetera. Non paragoniamo Manchester City al Napoli e Empoli al Real Madrid. Spalletti, non farmelo questo paragone, perché è un paragone disonesto, non scherziamo. Quelle due si stanno giocando la finale di Champions League, l'Empoli non si sta giocando proprio niente, quindi questo paragone te lo puoi risparmiare tranquillamente. Un aggettivo per Insigne, gli suggeriscono il magnifico, Spalletti dice ma quello già è stato usato, non siamo così, e dice Insigne il professionista, le rincorse che fa sulla fascia eccetera eccetera. Se ADL, dice Giordano,
aggiunge il concetto di Partenope eccetera eccetera. Non è colpa dei giornalisti, è un'opacità che De Laurentiis mette sul piatto e i giornalisti la devono sottolineare, su questo non c'è dubbio. E poi Spalletti risponde un'altra volta: però voi non avete sottolineato che il Napoli lunedì si è andato ad allenare. Spalletti, questo è un dettaglio che non interessa a nessuno. Non interessa a nessuno. Io capisco il voler, come si dice, andare a difendere quello che è il proprio lavoro eccetera eccetera, ma la piazza si deve anche rendere conto di quello che non va, e quindi più che sottolineare che il Napoli di lunedì si è allenato eccetera eccetera, e qualcuno dai giornalisti risponde nata volta, quindi era veramente una barzelletta sta conferenza, e Spalletti fa il verso un'altra volta, nata volta, e ci sfotte. Quindi un po', ragazzi, noi dobbiamo, perché poi così finisce e poi ci saranno interventi, ci saranno top assoluto, quando poi interviene nella radio ci saranno, perché cerca di abbassare i toni, abbassa i toni ed alza il livello, e dice noi non dobbiamo nemmeno noi giornalisti essere poi non presuntuosi, ma insomma permalosi, ecco, prendercela perché ci sottolineano delle cose. Lo sappiamo come funziona il giochetto delle parti, come lo sa Giordano, come lo sa De Maggio, come lo sanno tutti. Noi dovremmo fare il bene del Napoli, e il bene del Napoli in tutto questo non si fa, ragazzi. Quindi io, da tutto questo marasma, da tutto questo combatterci tra di noi, ve lo ricordate lo spalla a spalla di Benitez? Quanti anni fa Benitez ci provò a far crescere e a dirci: ragazzi, così non va bene, così non cresciamo, così non raggiungiamo gli obiettivi insieme, anzi così non facciamo altro che andare nel peggio. Quindi questo video è molto lungo, me ne rendo conto. Chi ha avuto la pazienza di ascoltarlo tutto è il mio eroe. Io a chiosa, allora, Spalletti un pochino ci prende in giro, Spalletti un pochino fa bene a prenderci in giro, perché il livello è basso, il livello delle domande è basso, il livello della comunicazione è basso, e parte anche dall'ambiente, un pochino da parte dei tifosi, che sono vergognosi con certe uscite, certi tifosi. Altri hanno tutto il diritto di contestare in maniera civile, non c'è dubbio, per le cose sportive. Altri giornalisti che invece non hanno una base tecnica per poter parlare di calcio, e si rigettano nel parlare solamente di gossip e di piccole cose che creano confusione, creano insicurezza nel tifoso, e l'ambiente così non cresce. E se l'ambiente non cresce, i famosi punti per vincere, voi vi concentrerete sempre: manca Mario Rui, il terzino sinistro, così. Non è quello, non è con un terzino forte che si vincono gli scudetti. Si vince coprendo tutti i punti, una società forte, una stampa amica, che deve partire anche da certi atteggiamenti della società, perché se poi tu vuoi prendere il piede di Maradona e vuoi prendere a calci in culo gli rompiscatole, non si potrà mai fare. E con questo tipo di atteggiamento da parte di tutti, si parte dalla società, si continua con i giornalisti e si arriva poi ai tifosi, all'allenatore, che nemmeno lui riesce a essere esenti da questo clima aggressivo, verbale, non si vince mai, non si può vincere mai. Possono capitare stagioni come queste, dove non c'è una padrona del campionato e tu potresti approfittarne. Non se ne approfitta, perché Spalletti fa un passaggio importante, dice: io perdo energie a dover difendermi da certi attacchi, a difendere i miei giocatori, e c'è una certa stampa che rema contro. Queste energie significano perdere punti. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questa è stata una conferenza chiave, ricordatevela, mettetela agli annali, come dovete ricordarvi quella di Gattuso, dove parlava più del dovuto e gli hanno tappato la bocca. Non so se tapperanno la bocca anche a Spalletti l'anno prossimo, ma queste sono le basi di una stagione che, mamma mia, non è finita questa, e già ho tantissima paura per la stagione prossima, a meno che non si faccia una chiarezza assoluta. Ma questa potrebbe essere anche una rottura definitiva. Non si torna indietro, perché a Champions quasi raggiunta l'anno scorso, perché bastava quella partita, ADL comunque aveva già deciso di cacciare Gattuso. Questo vi deve far riflettere sul futuro. Da New York l'ho detto. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe.
quante cose.